Magno, molto venerato sulle montagne cuneesi, sarebbe stato uno dei soldati appartenenti alla celebre legione tebea, capitanata da San Maurizio. Scampati a un massacro nel Vallese per essersi rifiutati di combattere contro le popolazioni galliche con cui condividevano la fede cristiana, alla fine del III secolo d.C. i legionari si sarebbero rifugiati sui monti piemontesi, continuando qui la predicazione del Vangelo. Come nel caso di Dalmazzo, Chiaffredo, Ponzio, Costanzo, Defendente, anche Magno sarebbe poi stato scoperto e ucciso dai persecutori, e il suo corpo sepolto dove oggi sorge il santuario di Castelmagno. Non esistono tuttavia documenti che confermino l'esistenza di questi santi, e si ipotizza che la loro appartenenza alla legione si debba a un tentativo di conferire una certa storicità a personaggi venerati in loco. Il culto di San Magno comparve nel Piemonte sud-occidentale con il sorgere delle strutture monastiche benedettine a partire dall'XI secolo. Intorno al 1930 alcuni studiosi avanzarono l'ipotesi che San Magno fosse un monaco benedettino nato nel 699 a Füssen, nell'attuale Svizzera tedesca, entrato nel monastero di San Gallo e distintosi in Baviera per l'evangelizzazione, costruzione di edifici sacri e opere per migliorare le condizioni di vita degli alemanni. Dopo la sua morte avvenuta nel 772, dal Tirolo e dai cantoni svizzeri si diffusero nel nord Italia il culto e il pellegrinaggio alla sua tomba. È invocato come protettore degli armenti e in occasione della sua festa vengono benedetti animali e trattori. Tuttavia, l'iconografia locale, dal 1604, ritrae il santo soltanto come legionario romano, con lancia e vessillo o scudo bianco crociato di rosso. La fede verso questo santo è ancora fortemente radicata presso l'omonimo santuario che sorge a Castelmagno in Valgrana, posto su un'area anticamente dedicata al culto di Marte guerriero e lungo sentieri percorsi da millenni da pastori e viandanti. Riedificato nel 1475, fu ampliato nel XVIII secolo con l'aula corrispondente alla chiesa moderna, da cui si accede alla Cappella Vecchia e alla Cappella alle Mandi. In quest'ultima Pietro da Saluzzo realizzò intorno al 1475 evangelisti e dottori della Chiesa. Gli affreschi della Cappella Vecchia con le storie della Passione e Resurrezione sono invece opera del 1514 di Giovanni Bottoneri, che affrescò anche 7 martiri della Legione Tebea. Nel santuario, accanto alla statua del San Magno legionario, è stata posta anche una scultura lignea di San Magno monaco, scolpita da Beppe Viada nel 1991. Numerosi ex voto testimoniano la devozione popolare e l'intercessione del santo a protezione degli animali. San Magno è celebrato qui ogni anno il 19 agosto con un pellegrinaggio che vede giungere fedeli da tutta la valle e nel corso della Baia, una delle più antiche feste occitane. I 12 componenti del corteo sono 4 ufficiali: Abà, il capitano, il luogotenente Abà, il sergente Abà e il caporale, 4 soggetti e 4 soldati. La loro divisa è caratterizzata da preziose e colorate livrees, nastri colorati, posti a formare una croce sul petto e appesi a ornare le antiche alabarde o picche. Sul capo si indossa un vistoso cappello piumato che indica la gerarchia dei componenti. Il giorno della festa di San Magno, terminate le funzioni religiose, la Baia gira 9 volte attorno al santuario sotto il porticato, accompagnata da fedeli e banda. La presenza, seppur simbolica, di armi testimonia come probabilmente questo gruppo, residuo delle antiche compagnie dei folli protagoniste delle feste d'inverno sulle Alpi, fungesse da guardia comunale del paese in caso di pericolo e al servizio della Chiesa contro le eresie protestanti. Anche a Festione in Valle Stura è sopravvissuta una baia dedicata a San Magno, che si festeggia la seconda domenica di agosto. Protagonisti della festa sono i massari, che durano in carica 4 anni divenendo progressivamente massaro ordinario, priore e portabandiera. Quest'ultimo è il rappresentante della compagnia e tesoriere, mentre al priore spetta il compito di conservare i vari simboli. Ogni massaro porta un cappello con pennacchio di colore diverso. Parenti e amici impugnano lance simbolo dei compagni d'arme di San Magno, protettori di mandrie e greggi. Bastone, cappello e sonetto vengono consegnati al dedicato, che contribuisce alle spese della festa.
Altro elemento importante è la ciarità. 3 ceste ricoperte di nastri e di fiori che vengono portate da giovani ragazze, unica presenza femminile in un rito prettamente maschile sin dall'antichità. Nelle ceste viene posto il pane benedetto dal sacerdote, che è poi distribuito nelle varie case, dove è conservato per essere somministrato agli animali in caso di malattia, nella convinzione che possa essere curativo. Per San Magno a Caraglio sfilava invece il tradizionale carretto fiorito detto baroccia. Il carro decorato di fiori e nastri oggi è trainato da un trattore, un tempo da una coppia di buoi. Sul carro saliva un oratore che rivolgeva un discorso scherzoso al pubblico, con riferimenti canzonatori a persone ed eventi del paese. La stessa tradizione è presente a Roccavione in Val Vermenagna, dove il santo è festeggiato la prima domenica dopo Ferragosto. In processione la statua del santo, posta su un trono e portata a spalle da 4 uomini, è preceduta da un carro agricolo trainato da una coppia di vacche. Al termine della processione si svolge la benedizione degli animali e infine un abitante del paese tiene un arguto discorso nella lingua locale, detto parlata.